nostri occhi. E quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sì, Donald Trump merita il premio Nobel per la pace. E vabbè, la solita provocazione di voi beceri trumpisti di Radio Libertà. E no, sapete di chi sono gli ultimi endorsement che dicono senza mezzi termini che Trump merita il premio Nobel per la pace? Sono delle due bibbie del giornalismo e dell'opinione liberal globali. Il New York Times e il Washington Post, cioè i quotidiani per eccellenza dell'establishment, del deep state, del sistema federale, filo Dem, che ha sempre vissuto Trump come un corpo estraneo, addirittura irridendolo all'inizio della sua carriera politica. Oggi reclamano a gran voce il Nobel per il presidente americano. Cominciamo dal New York Times. L'accordo tra Hamas e Israele rappresenta la prova definitiva del suo obiettivo di mediatore e pacificatore e quindi aspira legittimamente al Nobel, secondo il New York Times, che rincara la dose tramite l'editoriale di punta. Se il piano di pace andrà avanti, Trump potrebbe avere diritto al Nobel tanto quanto i 4 presidenti americani che lo hanno vinto in passato, che ricordiamolo sono Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama. O in realtà, secondo noi lo merita più di Jimmy Carter, la cui politica estera fu disastrosa e condannò anche l'America a una percezione di debolezza a cui dovette rimediare Reagan, e soprattutto non lo merita Barack Obama, a cui venne dato sulla fiducia per motivi ideologici o cromatici, non sappiamo. Ma è già tanto che il New York Times dica che lo merita tanto quanto questi suoi predecessori. Ma se possibile è stato ancora più chiaro il Washington Post. L'annuncio che Israele e Hamas hanno accettato il piano del presidente Donald Trump per porre fine alla guerra di 2 anni a Gaza potrebbe rappresentare il più grande successo diplomatico del suo secondo mandato. Infatti, se l'accordo dovesse reggere, Trump potrebbe legittimamente rafforzare la sua pretesa di essere un pacificatore degno del premio Nobel per la pace. Editoriale di punta anche in questo caso. Ciò che ha fatto la differenza, dice il Washington Post, è il coinvolgimento personale di Trump. Chi sono gli unici rimasti a non arrendersi all'evidenza? Ma ovviamente i compagni della sinistra italiana, che ormai, come dire, per moderazione e attitudine al dialogo sono stati scavalcati perfino da Hamas, perché questo dice la cronaca, per quanto incredibile sia. Se voi prendete le dichiarazioni odierne dei due, diciamo, pseudo leader del campo pseudo largo, e cioè Elly Schlein e Giuseppe Conte, il nome Trump non compare neppure. È meraviglioso, non compare neppure. Elly Schlein dice che oggi è un passo decisivo, ma il cammino della pace sarà ancora lungo. Grazie, certo, parliamo di un capolavoro diplomatico in fieri, è ovvio. Poi certo dice vanno ringraziati gli sforzi degli Stati Uniti, del Qatar, dell'Egitto e della Turchia, ma degli Stati Uniti in modo disincarnato, come dire, senza fare il nome maledetto. Peggio fa ovviamente Giuseppe Conte, che certo è emozionato dell'annuncio della tregua, ma si augura che questo primo passaggio segni una svolta definitiva e possa garantire un processo di pacificazione che metta al centro l'effettiva autodeterminazione del popolo palestinese, più che calcoli, speculazioni. Cioè qui non solo non nomina Trump, ma proprio allude al bieco affarismo che ci sarebbe dietro questo accordo di pace. Ma in realtà ho sbagliato io a farvi perdere tempo leggendovi le dichiarazioni di Schlein e Conte, perché dovete rimuoverli. Oggi i due veri leader della sinistra italiana sono sì un uomo e una donna, ma sono due persone diverse. Sono Maurizio Landini e Francesca Albanese, perché quella è la linea attuale della sinistra italiana, in primis sul Medio Oriente, in primis su Gaza. E la sinistra italiana è ridotta ormai a cartello propal fuori tempo massimo, cioè che si attarda nelle piazze ideologiche mentre la storia si fa di minuto in minuto sotto i nostri occhi. Ecco, la sinistra Landini albanese è rimasta l'unica entità al mondo a non capire che è la cronaca stessa a dare, al di là della decisione che verrà presa, è la cronaca stessa a dare, sì,
il premio Nobel per la pace a Donald Trump. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio